Si è insediato solo da poche settimane il nuovo Consiglio regionale veneto e ancora una volta al centro dei lavori dell'Assemblea è il tema del referendum per l'indipendenza. Nonostante la Corte Costituzionale abbia bocciato la legge regionale che prevede proprio un referendum per l'autonomia del Veneto, l'impegno dei consiglieri va avanti e così a Palazzo Ferrofini si è costituito l'intergruppo referendario Parola ai Veneti, promosso dai consiglieri Antonio Guadagnini, Massimiliano Barison e Stefano Valdegamberi. Ha come obiettivo quello di portare avanti la battaglia per arrivare a fare il referendum per l'indipendenza. Hanno già aderito appunto più della maggioranza dei consigli regionali, maggioranza assoluta. 24 le sottoscrizioni per la creazione dell'intergruppo, con i soli Berlato, Donazzana e Giorgetti che non hanno firmato. L'obiettivo è quello di inserire la questione dell'indipendenza in un contesto europeo. Bisogna ricostruire un'Europa superando gli attuali stati-nazione nati nel 1800. Bisogna fare come sono gli Stati Uniti d'America, un governo federale europeo con i territori. Oggi viviamo una grande contraddizione, una moneta unica, una politica divisa. L'impegno dell'intergruppo va verso traguardi ben delineati: organizzare convegni internazionali a partire dalla Catalogna e Scozia, interpellare dei giuristi per capire le conseguenze dell'indipendenza, ma soprattutto organizzare dei dibattiti per coinvolgere il più possibile i cittadini. Quello che vogliamo fare con questo intergruppo è un approfondimento culturale, perché ci sia una presa di coscienza da parte dei veneti che è un passaggio necessario per la nostra terra, per il nostro futuro, ma anche necessario che capiamo quali sono le condizioni.